così ci siamo. Ma che dici, testiamo questo collegamento, Riccardo, anche perché so che ha una mattinata intensissima, per cui ce lo spariamo subito alle 9:30, lo E poi abbiamo dobbiamo buttato ripetere da giù capo dal per chi letto. abbiamo in FM, ma ci perdonerà. Proviamo? Eccolo! Buongiorno. Mi vedete? Ti Sì. vediamo, ti sentiamo. Tu ci Buongiorno vedi? Francesco. Io non vi vedo. Tu non- Ciao. Dalla regia ci dicono che dovresti vederci, in teoria, però noi ci siamo. Sì, In teoria, però sai, questi sono mezzi che io gestisco male. Ormai è imperdonabile, si chiama analfabetismo, non so, informatico. Oppure Però il tentativo di mantenere un se- pizzico di umanità prima di trasformarci tutti in robot. Tutti noi non sappiamo usare almeno uno di questi dispositivi o applicazioni. Sono argomenti con i quali cerco di assolvermi, ma non reggono più, almeno per me, insomma. Ciao. Francesco, ben arrivato. Ti Comunque, se anticipo. Ti puoi avvicinare un po' al microfono? Ti sentiamo un po' lontano al monitor. guarda, al forse. monitor. Io sono abbastanza vicino al monitor. Ok. Mi sentite? Ok, sì, Ok, perfetto, ok, Francesco. perfetto. Noi fra un minutino ti ripresenteremo da capo, perché in questo momento siamo in collegamento sulla nostra pagina Facebook di Radio In, dove andiamo in onda anche quando alla radio passano i brani, quindi non siamo impazziti, non soffriamo di perdite di memoria a breve termine, per cui fra un minuto ripetiamo le stesse cose, ce lo ricordiamo, ma fra un minutino ripeteremo il tutto. In realtà, Francesco, dobbiamo ringraziare due registi. Uno è Alessandro Casale, che abbiamo intervistato la scorsa settimana, e l'altro è appunto Salvatore Allocca, che sarà subito dopo di te. Per cui due registi che per certi aspetti sono stati importanti in questi ultimi mesi per te. Perché ti abbiamo apprezzato in dei ruoli, ma ovviamente tutto questo lo diremo in diretta. Dai, Francesco, entriamo in FM, così dai, diamo subito siamo spazio. pronti. Ma qual è il primo regista che hai nominato? Alessandro Casale, Ah, Alessandro, ma certo. in avevo vostro capito, onore. Roccasale. Oddio, mi manca un film con Alessandro Roccasale. No, era un altro. Ci risulta. Ti avevamo visto un sacco per avere il dubbio che potesse non esserci questa conoscenza. Poi ci ha raccontato di questo tuo personaggio che è Paolo Danti, del commissario. Quindi Adesso ne parliamo, dai, andiamo anche alla radio e ne parliamo. Ma voi dovete azionare qualcosa perché io vi veda o è colpa mia? Ovviamente sarà colpa mia, vero? Colpa tua probabilmente, perché da qui abbiamo tutto. Ma se io premo qui, no, ho paura a premere la telecamerina qui perché non vorrei chiudere il collegamento. Dopo aver ascoltato Dolce Nera siamo tornati in diretta su Radio In, questo Open Day Cinema. Ben trovati a tutti quanti, da Eliana Chiavetta, da Ivan Scinardo, ma soprattutto, Ivan, diamo il benvenuto al nostro primo ospite di quest'oggi. assolutamente, Francesco Colella, grazie di aver accettato il nostro invito. Benvenuto per su noi è un Radio onore. In. Ma grazie a voi per l'invito. Molto contento. Soprattutto di passare esserti. questo- Soprattutto di aver questo dovuto spicchio di tempo. maneggiare tutti questi dispositivi a quest'ora del mattino. Questa è la maggiore contentezza. No, infatti il bello, io sono contento che voi mi vediate, io non vedo voi, ma lo dicevo, è colpa mia, non so qui come manovrare, ma è meglio lasciare tutto com'è. Io vi sento bene. Guarda, se poi ti verrà la curiosità, appena finiremo potrai andare sulla pagina Facebook di Radio In, vai un po' indietro rispetto alla diretta e dici, erano questi due quelli con cui ho parlato al buio Va poco bene. fa? Mi troverò a parlare con uno sguardo da una parte mentre voi mi parlate dall'altra. Che meraviglia. Senti, Francesco, ovviamente il pretesto ovviamente è parlare del film in questo momento in sala, che è Mancino Naturale, con un bel cast. Io ho visto tante interviste, c'è una bellissima interpretazione della Gerini, molto coinvolta nel personaggio, ma neanche tu scherzi, nel senso che tu sei una figura importante nella crescita di questo ragazzino. Ecco, raccontaci un po' questa esperienza.
Vabbè, allora l'esperienza ovviamente dovrei farne un racconto professionale, però come sai, Siamo alla quando si radio. fa... No, ma quando si fa un film fa parte dell'esperienza il ricordo del set, delle persone con cui hai condiviso tutto quel tempo, ogni giorno, per più di un mese, con i tuoi colleghi, ma anche con le maestranze, con i macchinisti. È un ricordo bellissimo e il ricordo che ho, o almeno l'umore o lo stato d'animo, mi ricordo che c'era una grande serenità, perché il regista Salvatore Allocca, che è un regista molto attento, riesce nella serenità tale per cui in qualche modo sta come in attesa che le cose lievitino. Io una volta gliel'ho detto, sembrava una metafora ricercata, ma veramente ho la sensazione di uno che stia lì davanti alla pasta del pane, a lavorarla piano piano e aspettare che faccia il suo, diciamo così, acquisisca piano piano la sua forza, così come per questo film. E quindi i personaggi, quello di Claudia, quello di Alessio, il ragazzo, il ragazzino, anche il mio personaggio, tutti quanti hanno tra di loro degli scambi, una chimica, una genuinità, una spontaneità che è nata proprio anche da questa maniera di portare avanti il lavoro. E io sono molto contento. E il ricordo è il primo scambio, per esempio, con Claudia Gerini. Dovevamo fare una scena. In questa scena già lei avrebbe dovuto sedurmi all'inizio per interesse, per ottenere dei soldi da me. E quindi ci eravamo parlati, ci eravamo conosciuti, ma non così tanto. E in qualche modo tacitamente nessuno dei due si era dato delle coordinate. Ha detto, secondo me tutti e due ci eravamo chiesti, vediamo come agisce lei, vediamo come agisce lui. E quindi ci siamo buttati a fare questa scena e improvvisamente abbiamo trovato un feeling molto bello di quelle cose, quei feeling di cui neanche parli, perché sai che sono cose delicate, e però ho avuto la netta sensazione che alla fine sia io che lei potessimo dirci, bene, io mi fido di te, e lei lo stesso, io mi fido di te. Insomma, e da lì la cosa, la cosa è andata, come dire, io ho sempre pensato che questo personaggio è uscito fuori con una grande semplicità, che non vuol dire facilità, Che vuol dire privilegio baciarla per finzione, Francesco. Ivan. Ma che domanda è questa? Ma... È innocente. essendo finzione ed essendo tutte e due dei professionisti, Esatto. in qualche modo, però dovevamo dare l'idea Dai, di c'è un po' di diciamo invidia così, in questa domanda, c'è un po' di di una etrologia. Beh, Claudia è una bravissima e splendida attrice, oltre ad essere una splendida donna. Tra È l'altro, vero. dotata di una vitalità Sì. travolgente, per cui non mi è stato difficile fare questo personaggio, perché doveva semplicemente reagire a quelle che erano le sue sollecitazioni, insomma. Ma Grande. torniamo al nostro protagonista, torniamo a Francesco, ora non la togliendo a Claudia Gerini, quando l'abbiamo intervistata qualche tempo fa, tra l'altro è stata pure deliziosa. Vogliamo conoscere meglio Francesco Colella. Ma fammi fare una premessa, perché voglio dire, quando abbiamo preparato questa intervista, questo momento di stamattina, ho detto, Francesco, dai, mi mandi uno showreel, risposta secca, io non ho uno showreel, non mi sono mai dedicato a questa cosa. E io ho detto, senti, Il io suo un gente po'... ne sarà felice di questa cosa. E poi mi fa, non ho un ufficio stampa. No, sono quelle cose che tra l'altro dovrei fare, il mio agente anche, perché per carità il lavoro è bello, sta andando bene, però a me mi piace per ora gestire, se qualcuno ha la bontà o la voglia, il desiderio di conoscermi o di intervistarmi, mi piace rispondere in prima E così persona. è stato. Poi sai, gli storytelling sono un'altra cosa, sono quelle cose che prepari, metti insieme delle immagini per proporle e proporti a qualcuno. Ma io non ci sono mai riuscito a obbedire a questa regola, mi sembra come metterti in vetrina, non lo Sei so, meraviglioso. mi sentirei Però appunto, per noi è stata fatta una borsa da un'eccezione. viaggio. Ovviamente io mi sono permesso di scegliere 3 film, ritagliare dei frammenti che mi sono piaciuti delle sue interpretazioni, per cui vedremo in 3 minuti vedremo il film di Silvio Soldini 319, Aspromonte, la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti del 2019 e Padre Nostro di Claudio Noce del 2020. Francesco è rimasto contento di questo montaggino, quindi lo condividiamo con i nostri
Tant'è vero che io biecamente lo sfrutterò a questo punto. Assolutamente. Certo, mi sembra più che doveroso. E allora conosciamo meglio Francesco Colella, lo facciamo in streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla radio spazio e la musica con Jess Glynn. Tanto. Questo tedesco, eh? Fammi sentire. E chi sei su 40 kg su? No, aspetta. 38,8. Non esagerare, loro catena sciatica. Racconta su terroristi. Ti faceste gli anni? Adesso mi sa. Ehi, Todò, zio. Papà. Arrivasti. Ma vedi che non ti ho sentito. Oh, ma Adele ti disse anche una cosa di mia. Lo solito. Chi è Adele? Sono paesi in guerra. O comunque con un sacco di problemi. Chissà come è arrivato fin qui. E ci avrà messo anni, sicuro. E sarà stato un inferno. Le cicatrici che gli hanno trovato sul corpo sono segni di tortura. Tortura. Purtroppo succede di frequente. Ma può ancora succedere che qualcuno lo riconosca? Speriamo. E di sicuro non mi è mai successo che qualcuno si prendesse così a cuore un morto sconosciuto. Se non avesse trovato me sulla sua strada non sarebbe morto. Ho anche il dubbio di aver attraversato col rosso. Lei lo sa quanti ne arrivano da noi morti semplicemente perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato? È il destino. È da tanto che fa questo lavoro? 7 anni. Che lavoravo già al comune e poi mi hanno promosso. Oddio, all'inizio più che una promozione mi sembrava una punizione. Stare ogni giorno in mezzo ai cadaveri non era proprio il mio sogno. Adesso invece ringrazio. Perché fare i conti ogni giorno con la morte ti fa apprezzare sul serio la vita. Noi ce ne dimentichiamo a darle valore, insomma. La mattina quando ti svegli è troppo zen. Ma no, perché? No. Perché non pensavo che il direttore di un obitorio fosse così. E anch'io pensavo che un avvocato d'affari fosse come lei. Sono 4,80. No, ci penso io. No. Veramente il minimo. Saranno 15 anni che non bevo una cioccolata calda. A maggior ragione avevo voluto offrirgliela io. Sarà per la prossima volta. Grazie. Grazie. Domani facciamo un pranzo con mia figlia. Il suo fidanzato è chef. E agli inizi, ma è bravo. Se non ha niente di meglio, pare ci sia anche il sole. Mi dispiace, ma domani devo lavorare. È domenica. Domenica? Che strana parola, che significa? No, non vi volevo mancare di rispetto, signor prefetto. Però guardateci buono. Siamo uomini o bestie? Rispondete. Domanda è uomini. E perché vi fate vivere come i bestie? Vi pagano a tassa su bei capri, a tassa su bao grano. Che ci date in cambio? No, io vi capisco, ma non è che dipende tutto da me. Volimo un medico. Lo capisci sto? Volimo un medico. Poi, subito. Vabbè. Avrete il vostro medico. Volemi fatti. No, non subito. Quando? Ve lo metto per iscritto. Piano. Scrivi che Vediamo. In collegamento con un super ospite, con Francesco Colella, abbiamo avuto modo di vedere alcuni estratti da alcuni fra gli ultimi grandi lavori. Noi l'abbiamo visto, ci siamo Francesco, noi abbiamo regalato al nostro pubblico questo momento, poi vedrai che in realtà eravamo insieme e abbiamo visto tutto. Non mi sentivo più durante la musica. Eri preoccupato, noi stavamo guardando le tue interpretazioni. Ah, è andato il video. Sì, eravamo immersi in questi 3 film di Carlo Presti, di Soldini e di Claudio Noce, che comunque rappresentano delle tappe importanti nella tua carriera. Tu sei molto legato alla Calabria, Francesco. Sì, sono molto legato, sì. Beh, insomma, i miei genitori sono lì, nonché i miei fratelli, e poi, sai, io sono dovuto partire
per fare questo lavoro, ci torno spesso e il mio immaginario, così come i miei ricordi o il mio linguaggio, insomma, hanno tutto quell'humus che viene sicuramente dalla Calabria. Che tu hai lasciato da giovanissimo perché hai sempre voluto fare l'attore, quindi sei andato subito a Roma. Io ho sempre voluto fare l'attore, che sembra una cosa come dire, la vocazione fin da quando era bambino, insomma, c'è una retorica dietro questo, però in realtà c'è anche una diciamo così, una controparte, diciamo un contrappeso, perché avendo voluto sempre fare l'attore, o meglio, io non mi ricordo quando lo decisi, ha fatto in modo che questo lavoro lo prendessi con una naturalezza tale che mi manca quella, come si può dire, quella forza deterministica, quella cosa dove hai lottato contro tutto e tutti, a un certo punto hai deciso, dici no, voglio fare l'attore, e quindi c'è quella specie di energia, no? Di lotta che non mi appartiene tanto, ecco. Però insomma sono privilegiato perché seguo la mia vocazione e questo è una grande fortuna, insomma. Poi voglio dire, entrare all'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, non è cosa da poco, lo so perché appartengo al Centro Sperimentale di Cinematografia e ogni anno i candidati sono davvero tanti per il corso di recitazione. Sì, io mi sono fatto raccomandare da un politico calabrese e sono riuscito a entrare, insomma, grazie a certe entrature, insomma. Non ci crederò mai. Non ci crederò mai perché tu sei premio Ubu del 2010 e premio Roma Web Fest come miglior attore per l'interpretazione in connessione nel 2016, e questo solo per citare alcuni titoli, ma poi nel 2018 è giusto ricordare sei stato Leonardo nella serie televisiva di Sky Atlantic Il rapimento di Getty. Quella è stata sicuramente una bella esperienza, Francesco. Quella è stata una bellissima esperienza, con un grande imbarazzo tra l'altro, perché io sono stato scelto da Danny Boyle, il noto regista inglese, e questi personaggi ovviamente era una produzione tutta anglo-americana che raccontava una storia italiana, quindi era giusto che io facevo un personaggio italiano, ma avrei dovuto parlare anche un po' di inglese, ma il mio inglese, essendo molto molto rozzo, ci stava bene con quel personaggio, però aveva a che fare con un set internazionale e non hai idea, insomma, come sono riuscito a sopravvivere non lo so, ma mi ricordo però per esempio la prima volta che andai a girare insieme a Luca Marinelli e a Nicola Rignanese questa scena alla Villa Adriana a Roma, era la prima volta in cui avremmo incontrato il Getty senior, il patriarca, che era Donald Sutherland, e che ci è apparso quando abbiamo girato dall'altra parte, quando scendeva dalla macchina. Noi eravamo in macchina, dovevamo fare questo incontro, lui era arrivato con una macchinetta, quelle da golf, lo hanno portato in macchina, per la prima volta lo vediamo da questo vetro e ci sembrava una scena irreale, perché sembrava il cinema, ma nello stesso tempo eravamo noi che avremmo dovuto interagire con lui, e quando non eravamo ripresi dicevamo ma quello, ragazzi, quello è Donald Sutherland. Cioè, eravamo poi ci abbiamo chiacchierato amabilmente, insomma, ci siamo presi quei tempi di attesa del set, però questo è il ricordo più bello. Bellissimo. Soprattutto quando poi lì c'è un'aneddotica straordinaria, perché, allora guarda, noi dobbiamo mandare la pubblicità, però per questo aneddoto, per qualche altra curiosità, se rimani con noi fra qualche istante continuiamo sempre qui su Radio in diretta, fra poco. Almeno ci senti, già quella è una garanzia. Raccontaci di questi aneddoti. No, ma guarda, dai. Era solo questa volta con questo set internazionale, Donald Sutherland che ci compare, avremmo dovuto, Luca Marinelli, io e Nicola Rignanese eravamo in macchina, le battute erano queste, io avrei dovuto dire "Ehi giù", vedendo Donald Sutherland, e lui e Marinelli avrebbe dovuto dire "Paranesciute in un film", sembra uscito da un film, e Nicola Rignanese avrebbe dovuto dire "Voi aspettatemi qua, io vado a parlarci, lasciate la macchina accesa", che in dialetto era "aspettatemi qua, vai e ci parlo, lasciate la macchina appicciata", no? Mm-hmm. Ma Rignanese non si ricordava questa battuta, per cui cominciano a riprenderci con Rignanese, io che dicevo "Ehi giù, Marinelli, paranesciute in un film", e Rignanese "Non lo cos'è, e usciva, e noi eravamo così come dire. Poi tornava "Stop, good
good dicevano, ho detto Nicola, ma che cazzo hai detto? Non mi ricordo, tanto non si preoccupare, non si accorgono di niente. Perché non si accorgono di niente? Dico, andavo finché non hanno stretto l'immagine su me e Marinelli, che piano piano si avvicinava alla camera nei primi piani, e lui continuava con questa cosa. E quindi a un certo punto il regista inglese, a un certo punto diceva, action, facciamo, e Idru, paranesciuta in un film, e Nicola, e se ne andava, e noi così, con la faccia pezza per non ridere. Quindi arriva il regista inglese, Francesco Luca, it's good, but you have a strange face, why? Non sapevamo più che fare. No, guarda, è rimasta quella battuta che non si capisce che cosa abbia detto. Ah, è rimasta così? È andata così? No, vabbè. Che meraviglia, Francesco. Tra l'altro, un attore straordinario. Sto parlando di un genio. È vero. Vabbè, Marinelli, voglio dire, anche lui. Poi Marinelli dietro di me, ma io e Marinelli non riuscivamo cioè ridevamo, ma dentro, capito? Con questa specie di esplosione in faccia. Cioè, capito? Sei nel mezzo di una produzione internazionale, cioè un regista pazzesco, di fronte hai un altro attorone esagerato e ti viene di scoppiare a ridere perché e non puoi neanche stare lì a dire no, lui non si ricorda, no, devi coprirti, devi fare... Non potevi neanche accusare, esatto. Non potevi neanche accusare Nicola. Sì. No. Sorry. Però è bellissimo. Torniamo anche in FM nel frattempo. Abbiamo ascoltato le vibrazioni con Dedicato a te in questa mattinata di Open Day Cinema su Radio In, in cui siamo in collegamento con Francesco Colella. Gliela devo fare la domanda di rito, Ivan? Assolutamente sì, anche perché lui è stato uno degli attori che ha lavorato di più in periodo di pandemia, quindi voglio dire è stato super produttivo. E adesso puoi svelarci a cosa stai lavorando? Non del tutto. È per questo che la domanda tocca farla a me. Però sto facendo una serie prodotta dalla Disney in America con questo regista inglese che si chiama Julian Jolders, che è uno dei registi per esempio di The Crown, quella serie sui reali di Inghilterra. È una storia però tutta italiana, per quanto la produzione sia americana, l'esecutiva della Windside, ma non posso dire di più. Poi mi preparo alla seconda stagione. Ma uscirà in Italia o in America, scusa? No, è girata in Italia ed è una storia italiana. Ok. Ma la produzione è Disney. Quindi la potremo vedere anche qui. Sì, mi preparo alla seconda stagione di Christian, che è questa serie prodotta da Sky per la regia di Stefano Ludovichi, insomma, che è andata molto bene, dove io interpretavo questo personaggio che si chiama Tomei, che ha avuto, sono contento perché ha attirato le simpatie di tante persone, pur essendo un personaggio spietato, e poi a luglio girerò un film da protagonista per il cinema. Che bello. Senti, non sai se Vostro Onore continua? Diciamo che non lo sappiamo ancora, c'era quest'idea di riprenderlo, insomma, però aspettiamo ancora. Un bel personaggio, Francesco, il tuo, quello del commissario Danti, molto molto intrigante. Mi è piaciuto molto, sì, farlo, sono contento che mi abbia fatto questo dono Alessandro Casale, il regista. Esatto. È un dirigente di polizia, sai, a me mi piaceva... abbiamo concordato insieme queste, diciamo così, queste linee guida del personaggio insieme ad Alessandro. Mi piaceva l'idea che fosse come un dirigente di polizia, non un uomo d'azione, ma un uomo che quasi filosoficamente è un uomo profondo. No, sì, è un uomo in qualche modo profondo, ma che di quelli, è presente quei commissari che si fingono ingenui, ma quella è prova della loro intelligenza, per lasciare all'interlocutore la libertà di esprimersi ed eventualmente anche di svelare. No? Sì. E quindi lui ha sempre le persone, le cose molto particolari. Francesco, se ti farà piacere, visto che hai tantissime cose in ballo, poi appena se ne potrà parlare ci risentiamo, magari riuscirai anche a vederci in quell'occasione e saremo felicissimi di poterti avere ospite una volta che ci siamo conosciuti, di poterti ritrovare qui. Mi sono permesso di dire a Francesco ti aspettiamo a Palermo e lui mi ha risposto non sai che darei. Quando vuoi.
No, cari, guarda, vorrei avere proprio ma io scaturo la Sicilia e poi Palermo non ne parliamo, per cui vorrei avere sempre un'occasione per tornare a Palermo. Ce la inventiamo, Sempre. la troviamo. Dai. È una città, è una delle città più belle del mondo, anche delle più misteriose. Poi mi piace cosa diceva Sciascia di Palermo, perché è strano, tu a Palermo c'è un mare meraviglioso se vai a Mondello, ma è come se Palermo avesse voltato le spalle al mare. È strano, è una città che ha dei misteri, un fascino, una cultura emersa e sotterranea, degli umori che sono meravigliosi. Ma io starei, guarda, facciamo un incontro in cui io parlo di Palermo. Ma che meraviglia! Che meraviglia! Assolutamente sì, decisamente sì, ci stai riempendo d'orgoglio il cuore. Dai. Francesco, Grazie, però dobbiamo Francesco. fermarti perché abbiamo i colleghi della redazione che sono pronti In per il attesa. notiziario. Francesco Colella, grazie per essere stato qui con noi Open Day Cinema su Radio In. Ciao, Francesco. E adesso ci Grande. sono tutte le news.